Siamo alla quinta edizione della festa delle Pro Loco del territorio Olio Po, la festa che è nata nel 2010 a Sabbioneta, la seconda edizione si è tenuta ancora a Sabbioneta, poi siamo andati a San Martino d'Allagine e a Rivarolo Mantovano. 2015 e siamo a Piadena grazie all'ospitalità che ci ha dato la Pro Loco di Piadena. Siamo riusciti quest'anno a mettere insieme le Pro Loco sia del territorio Olio Po cremonese che di quello mantovano per un totale di ben 22 Pro Loco. Per questa festa è un record assoluto e credo che ci siano poche manifestazioni anche in Italia che abbiano messo insieme così tante Pro Loco. Cerchiamo solitamente di fare questa manifestazione ad inizio di stagione, in maggio, in modo che ogni Pro Loco abbia la possibilità di mostrare tutto quello che fa nel proprio comune, l'attività dell'anno. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo sostanzialmente è rilanciare l'imprenditorialità privata, gli enti locali, quindi le istituzioni e anche le associazioni di volontariato, quale è appunto la Pro Loco. Qui vediamo una serie di stand, ogni stand rappresenta una Pro Loco che porterà sul proprio tavolo tutto del materiale informativo sia di eventi trascorsi che di eventi che organizzerà durante tutto il corso dell'anno e anche delle brochure informative del nostro territorio, nonché del materiale dei prodotti enogastronomici e anche degli assaggi di vini, insomma di tutta una serie di cibi locali. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo appunto è unirsi tutti insieme per creare una coprogettualità che possa andare oltre a quello che è il più comune termine detto il campanilismo. È quindi quello di creare un tour, un percorso insieme che vada a coinvolgere tutto il territorio, che passi all'interno di tutto quello che è le terre di mezzo, che sono chiamate terre di mezzo, quindi tutto il territorio dell'Olio Po, ed è importante sottolineare che per la prima volta siamo passati dal territorio mantovano al territorio cremonese, quindi Mantovano e Cremonese per la prima volta si sono fuse insieme. È aperto a giovani, è aperto a famiglie, è una cosa che può interessare tutti, non c'è un limite d'età, è aperto anche a maggior ragione anche alle istituzioni che vogliono venire a vedere che cosa fa una Pro Loco materialmente e quindi capire a chi magari un giorno poter dare un contributo e perché, dove va a finire questo contributo. È una bella chiave, una bella vetrina. Per la prima volta insomma siamo in tanti e c'è un motivo del perché siamo in così tanti. Ci saranno tutta una serie di esibizioni che porterà ciascuna Pro Loco, avremo canti, avremo balli, avremo gli sbandieratori di Rivarolo Mantovano, il gruppo storico di Sabbioneta, le ballerine di Isola d'Ovarese e tanto altro ancora.